Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo a Legnago in provincia di Verona e siamo qui per il quinto appuntamento del campionato italiano Tractor Pulling. Alle nostre spalle la Pulling Arena è ancora in preparazione. Qua abbiamo il camion dei giudici di gara, qui la Pulling Arena, e sono le ore 9 e ci sta che non c'è ancora nessuno. Noi siamo qui, riprendiamo un po' di trattori, quelli che ci sono, poi pian pianino gli arrivi, e oggi alle ore 16 la gara. A dopo ragazzi!
Ragazzi, sono arrivati quasi tutti, ne mancano ancora forse 2 da riprendere e poi abbiamo tutti i trattori al completo. Noi per ora andiamo a mangiare, sono le ore 13, quindi andiamo a mangiare e ci vediamo dopo mangiato. A dopo ragazzi.
Accidenti, stalla il turbo. E vi lascio alla voce del Dinamite 3.0. Andiamo Ricky! Accidenti! Dove partire? Zorzi Fabrizio Roadrunner! Velocissimo Davide, cos'è successo? Cambio. Quindi non ti sei dimenticato di mettere la marcia. Vai pure! E arriva bandiera verde, Matteo Rozzani, Supersonic! E arriva Matteo! Quindi siamo un po' più su, però andiamo a 2700 giri. Bandiera verde, Marco Rossi può partire col suo Thor. Occhio signori, cavalli italiani. La catena in tiro, la pista è per te, la voce dell'8360, chiedo scusa, del Dinamite 3.0. Occhio che questo è campione in carica signori, io ve lo dico! Arriva la bandiera verde, commissario di gara Sergio Sergiani nazionale, il suo Jadir 42-40. Sull'ospite straniero. A 800 cavalli, Little Masters 4, andiamo! Tiziano Marighella col suo twister. Vai Mola! E arriva la bandiera verde.
Accidenti, giri sono stati tantissimi, signori del sentito, ma ahimè non sono di senso. E arriva la bandiera verde come di gara, la nostra Miss Pulling Elisa Lanfranchi col suo Sacramento. Incazzatissima! Turtle Racing. Indovinata, il tutto nel General Lee Baby. Andiamo! E arriva! E Francesco, la bandiera verde, Matteo Bibo Volcato e la sua lei. Andiamo! Allora signori ci siamo, a voi lo spettacolo, Mauro Morino Chizzini, Speedy Gonzales 2 e andiamo! L'orchestra, c'è lui, il maestro Ivano Ronga, la pista di Legnago è tutta per te. Andiamo! Accidenti, speriamo sia solo un manicotto, speriamo. E arriva la bandiera verde, Marco Bregant, Fiat C40 Special. Che ascoltiamo la voce dello Zambaldo. Andiamo Mattia! Arriva la bandiera verde del commissario di gara Alberto Galetti con il suo Landini Legend, occhio signori che qui si fa sul serio. .65, quindi
60-65, chiedo scusa, il motore del 140, quindi 5861, anche lui pistolato alla maniera di Stefano con turbo intercooler iniezione a lato. E arriva la bandiera verde per arrivare a Long al suo Challenger 6.6. Accidenti, mamma, accidenti. Abbiamo una Bastigate un po' maledetta che non ci dà ragione. Piloto del podio. Allora arriva la bandiera verde del commissario di gara Marco Bregant, Fiat C40 Special. Però vedi, quasi quasi, è lì, cosa aveva fatto prima? Allora, quando vuole partire Mattia Mazza, il suo coyote. Occhio al segno dei turbo, signori. Bandiera verde, aspirateur. E arriva la bandiera verde in questa di gara Michael Succhiati, l'aspirateur. Arriva la bandiera verde per il primo concorrente, categoria Pro Stock, White Angel, Galetti Merio. E andiamo ad affogare lì una nube bianca. Gara, e arriva bandiera verde, Fabio Ranga, Portino 5000.
Signori, a voi lo spettacolo dei cavalli americani. E arriva, bandiera verde, Massimo Doria, il suo Green Star. Accidenti, siamo partiti sulle ruote, abbiamo dato un po' Massimo. Bandiera verde, parte il Black Devil. Accidenti, abbiamo il turno così va in stallo. Casa, bandiera verde, Davide Milanesio, Murdoch. E fermiamo subito lì. Divertimento. Ragazzi, vi lascio allo spettacolo dei nostri ospiti olandesi. Luce verde, Wiki Power. E arriva la luce verde, questa di gara, White Edge, Grandi Nerio. Accidenti Nerio, accidenti, siamo fermati lì prima. La luce verde, Green Star, Doria Massimo e andiamo! Accidenti Massimo, accidenti! Tutto questo è il Black Devil Francesco Fellario di Liccarni! Accidenti, accidenti! Fuoco alle vice! E arriva la luce verde, quando vuole partire Monster Black, Lanfranchi Giovanni, Team Noverecat. Luce verde, ritrova Furlan Sniper.
Ma non mi hai detto che fa. Sacramento, Elisa Lanfranchi, andiamo! La bandiera verde per il Tartar Racing, Daniele Albertini, andiamo! Questa è partita bene. E sulla musica! Ecco io. Dai, la sembra una Collettori rossi! Sono 42,40. John Deere 42,40. C'era che dice come per prendere. Ecco io. Guardaci poco. Sei giovane. Insegnanti sei giovane, parlare. Insegnanti sei a parlare. Allora, ho 46 anni. Insegnanti a parlare. Eccolo. Ecco il duello. Il duello. Arriva la bandiera verde! Voglia per la piadinica, mi vedo sicuro! Questo qua per Pronto, mettiamo in piedi una catena ed è la tua volta Maurino, la pista di Legnano è tutta per te. Speedy Gonzales 2, andiamo! Speedy Gonzales, adesso che dà segnale, Vittorio osserva. Ma che fumo, signore! Guardi, guarda che fumo! Fa paura! Il tuo momento, la bandiera verde, vada come vada, Italian Blue Bambino! Italia, blu bambino, blu l'Italia. Ma posso uccidere che viene qui qua, non voleva fuori strada? Perché io? Volta? Dai, Arriva la bandiera verde, andiamo Gallo, su di giri! Allora Maurizio, questo è bene. questo è partito. Discretamente, vai. Discretamente va bene, posso dire fuori, basta. Maurizio. Luce verde, dinamite 3.0. Adesso. Flotti. Questo fa bene. Da Zanica, provincia di Bergamo, arriva e potrebbe recuperare
recuperare punti importanti in ottica di campionato, probabilmente quinto. Carico del motore. Attenzione, tiro da finale, luce verde sulla slitta del Legend. Pronti con il Coyote, vinca il migliore. Per fare che morito per vedere. Dico, paura di la strada. Arrivano da Brescia, Orsinuovi. Ho visto subito che aveva massa casca lì. Aveva massa casca. Arriva la bandiera verde. Stars Stripes, scuderia, piede pesante. Bello susto posso vedere. Che bella gara. Guarda, E vediamo quindi il tiro da finale del Power. ma mi chiede la massa. Da vallo di... Luce verde pronto a sbircigliare su potenza brutale del vuoto. Mostra! Il via, è la tua volta, Giovanni, Monster Black, andiamo! Maurizio, guardi tu. Adesso qua. Mi chiede la massa. Per parte la finale di Marco Furlani del suo sniper.
Ragazzi, anche questo video del tractor pulling di Legnago in provincia di Verona finisce qui. Noi, come vedete, non siamo più a Verona, ma siamo sui nostri campi di mais qua in Friuli, perché sono passati un paio di giorni da quando c'è stato il tractor pulling a quando sto registrando questa finale. E comunque, per il video di Verona ringraziamo tutti gli amici che sono stati con noi, a partire dal nostro amico Mattia di Italy Pulling Fans, che è immancabile come sempre, su ogni gara ci tiene compagnia nei vari tiri e nei vari passaggi dei trattori. Ringraziamo l'amico Elio Cottino di averci citato durante la gara, di aver fatto pubblicità al nostro canale YouTube Marco Monte TV. Ringraziamo tutti i fan, che sono sempre tantissimi, che non mi lasciano andare via, perché il tractor pulling è finito a mezzanotte, io alle 2 di notte ancora salutavo le persone prima di andare verso casa. Quindi siete tantissimi, siete affettuosissimi, vi ringrazio tutti, perché senza di voi questo canale, tutta questa giostra non sarebbe niente. Quindi grazie mille a tutti voi. E cosa dire, mettetemi un like ai video, iscrivetevi al canale che lo facciamo crescere ancora di più, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!